è presentare un progetto di ricerca, ma non i risultati, ma quanto avviare proprio le attività del progetto di ricerca. Un progetto di ricerca che non ci vede coinvolti direttamente. Siamo stati contattati dall'Università di Padova, dal Dipartimento TESAP, perché ci hanno chiesto appunto alcune informazioni, soprattutto per facilitare l'incontro con i rispondenti a un questionario che loro appunto hanno predisposto nell'ambito di questo progetto di ricerca, di cui sicuramente verrà approfondito successivamente e fatto maggior dettaglio. E quindi noi ci siamo sentiti diciamo, molto coinvolti, anche perché alcuni aspetti che loro cercano di indagare rivestono, soprattutto per alcune produzioni, un'informazione importante anche per noi dal punto di vista istituzionale, perché poi ci può dare gli elementi per valutare anche le richieste di eventuali modifiche disciplinari dettate appunto dal cambiamento della situazione appunto agroclimatica. E in effetti in questi ultimi anni abbiamo assistito proprio a richieste di questo genere in termini di modifiche. Quindi questo è un elemento che ci mancava e quindi noi abbiamo accettato volentieri di fare un po' da diciamo, accompagnatori in questa presentazione ai consorzi, perché adesso vi diranno loro quali sono le loro necessità. Grazie ancora per la partecipazione e fatevi portavoce soprattutto anche con gli altri consorzi di tutela. Grazie mille per l'ospitalità in questa sede e per la possibilità di raccontarvi un po' che cosa stiamo facendo. Siamo due ricercatori dell'Università di Padova, io sono Francesco Pagliacci della IADANS Alpina, lavoriamo al Dipartimento TESAF, Territorio e Sistemi Agroforestali, e siamo economisti agrari. Come economisti negli ultimi anni ci siamo incominciati a interrogare su quello che è uno degli aspetti sicuramente più importanti per le produzioni agroalimentari del nostro paese, ma non solo, ovvero gli effetti del cambiamento climatico. C'è tantissimo dibattito su questo tema, perché ovviamente tutti noi siamo consapevoli ormai, per fortuna, di quali sono gli impatti anche a livello locale di questa grande trasformazione che sta subendo il clima del pianeta, con ricadute appunto, come dicevo, anche in alcuni casi molto locali. Ormai appunto è scientificamente dimostrato il rapido aumento della temperatura media sul pianeta negli ultimi 40-50 anni. L'effetto antropico alla base del movimento è dalla scienza ormai dimostrato. Gli effetti sono effetti su scala globale, ma come vi dicevo sono effetti anche e in particolare a livello locale. L'agricoltura, il settore agroalimentare, per sua stessa natura è particolarmente esposto al cambiamento climatico. Tutte le attività umane lo sono, ma l'attività agroalimentare produttiva lo è sicuramente di più. E all'interno delle produzioni agroalimentari una particolare attenzione meritano proprio le indicazioni geografiche, i prodotti DOP e i prodotti IGP. Perché? Prima si parlava del diverso ruolo delle commodities rispetto, possiamo tornare ancora indietro intanto, scusate, si parlava del diverso ruolo che possono avere le commodities da un lato rispetto alle produzioni agroalimentari, di qualità e a indicazione geografica. È evidente la differenza del comportamento di questi due tipi di prodotti al cambiamento climatico. Pensate alla produzione di grano tenero, una spiccata siccità in una parte del pianeta ovviamente danneggerà la produzione in quel territorio, ma avvantaggerà altri paesi produttori che non hanno subito in quell'annata gli stessi fenomeni avversi. Ebbene, nelle indicazioni geografiche questo aspetto non esiste, non c'è intercambiabilità tra i prodotti. Se un'indicazione geografica è affetta in un particolare anno da condizioni particolarmente avverse, l'unico effetto che si può avere è che la produzione di quella specifico dopo IGP viene danneggiata. Questo perché? Perché, come ben sapete, le indicazioni geografiche si basano fortemente sul concetto di terroir, concetto che abbiamo ripreso anche nel titolo di questo progetto. Il terroir è
termine francese inizialmente attribuito alle produzioni vitivinicole, è quell'insieme di caratteristiche fisiche, geografiche, ma anche immateriali legate all'opera dell'uomo che contraddistingue un particolare territorio, anche molto ristretto in alcuni casi. Il cambiamento climatico interviene esattamente sulle condizioni del terroir, può alterare in taluni casi in modo anche irreversibile quelle particolari specificità territoriali e geografiche che hanno garantito nei secoli il nascere e l'affermarsi di una indicazione geografica di qualità. E quindi questa è la domanda che ci vogliamo fare in questo progetto. Cosa succede se il terroir cambia sotto di noi e quindi cambia sotto i piedi delle indicazioni geografiche che hanno reso grande il settore alimentare di questo paese, ma in generale a livello europeo. Come vi dicevo, se il cambiamento climatico è un fenomeno globale, le ricadute possono essere anche molto dirompenti a livello locale. Abbiamo passato, ci concentriamo in questo progetto sulle indicazioni geografiche della regione Veneto, che come sapete, come avevo già detto, è la principale regione italiana per produzione di indicazioni geografiche. Ci concentriamo però, questo mi preme sottolinearlo, in questo progetto unicamente sulle indicazioni geografiche agroalimentari. Non ci occupiamo di vino per il semplice motivo che sul vino c'è già un dibattito molto avanzato e avviato sul tema dei cambiamenti climatici e di come rispondere ad essi. Le produzioni invece agroalimentari sono state meno considerate anche in letteratura, probabilmente perché per la loro stessa natura queste sono molto più eterogenee. Abbiamo produzioni animali e produzioni vegetali, abbiamo prodotti con caratteristiche molto diverse che rispondono in modo molto diverso alle sfide poste al cambiamento climatico. Ci sembrava quindi opportuno porre l'attenzione sui cambiamenti climatici e come questi influenzano le produzioni alimentari di una regione come in questo caso il Veneto. Prendendo in esame gli ultimi 10 anni, il solo Veneto ha vissuto condizioni climatiche particolarmente avverse in talune stagioni. Questo perché? Perché è caratteristica stessa del cambiamento climatico, associato quindi all'aumento della temperatura media, quello di osservare una estrema variabilità delle condizioni climatiche che possono danneggiare stagione dopo stagione la produzione stessa di prodotti agroalimentari. Ovviamente le indicazioni geografiche, essendo legate a un territorio ben delineato dal disciplinare di produzione, in taluni casi addirittura pochi comuni di una provincia, capite bene che se in quel territorio, anche limitato, si verificano condizioni particolarmente avverse, come dicevo prima, l'intera produzione di un'annata può andare perduta. E quindi proprio per questo motivo, per queste caratteristiche intrinseche delle indicazioni geografiche, esse stesse sono particolarmente vulnerabili al cambiamento climatico. Non è possibile, come si diceva, delocalizzare la produzione, non si può spostare la produzione anche in risposta al cambiamento climatico, o meglio, gli stessi confini definiti da disciplinari di produzione per poter essere cambiati necessitano di un attento e meticoloso processo di revisione del disciplinare stesso. Quindi capite bene che i vincoli dati dal disciplinare, che sono il punto di forza delle indicazioni geografiche stesse, in questo specifico frangente possono rappresentare un elemento di vulnerabilità in più, ed è per questo motivo che ci sembra opportuno indagare quali sono le risposte che si stanno dando a livello locale rispetto agli effetti del cambiamento climatico. In generale, appunto, quindi gli obiettivi del progetto vi sono chiari. Vogliamo studiare questo territorio, il territorio della regione Veneto, le sue indicazioni geografiche agroalimentari, quindi SEPO, VDOP, TGP. Questo progetto è un progetto di durata biennale, siamo all'incirca a metà, abbiamo condotto appunto le prime fasi del progetto che, essendo un progetto accademico, anche se in stretto contatto con i produttori e quindi con la realtà produttiva del territorio, si è mosso seguendo gli step caratteristici dei progetti accademici. Siamo partiti dall'analisi della letteratura, ovvero di tutto quello che già è stato fatto negli ultimi decenni
sul tema. Vi dicevo che in particolare sulle produzioni agroalimentari c'è meno dibattito, o comunque gli studi sono minori in numero rispetto a quelli che si hanno per le produzioni vitivinicole. Prima di appunto avviare il confronto con i produttori e quindi con i consorzi, abbiamo cercato di fare una prima mappatura di quelle che sono ovviamente le indicazioni geografiche all'interno della regione Veneto, la loro distribuzione territoriale e soprattutto cercare di capire come questa particolare distribuzione territoriale si intreccia ai cambiamenti climatici stessi, perché come vi dicevo i cambiamenti climatici che hanno caratterizzato pesantemente l'intera Italia e il bacino del Mediterraneo in particolare. Si dice che il bacino del Mediterraneo è un hotspot di cambiamento climatico, in cui cioè gli effetti di cambiamento sono più avvertiti che in altre aree. Il Veneto in questo è una regione particolarmente esposta agli effetti del cambiamento climatico, ma anche all'interno della regione stessa territori diversi hanno subito in misura diversa gli effetti del cambiamento climatico e del verificarsi di eventi estremi. Quindi è stato importante in una prima fase cercare di leggere, e tra poco Dana vi farà vedere qualche primo risultato preliminare di questa lettura incrociata, la distribuzione delle localizzazioni, delle indicazioni geografiche e degli eventi climatici estremi. A questo punto quindi la parola passa ai produttori e ai consorzi. Vorremmo indagare, abbiamo già condotto alcuni focus group, alcune interviste con produttori e gestori dei consorzi per capire quali sono nei vari casi, quindi nei vari prodotti analizzati, le principali criticità emerse negli ultimi 10-20 anni rispetto al tema dei cambiamenti climatici e quali sono le principali soluzioni messe già in atto, soluzioni di innovazione tecnica e tecnologica, ma anche innovazioni di carattere organizzativo che possono avere un ruolo centrale nel fare squadra e quindi nel gestire in modo collaborativo gli effetti del cambiamento climatico. A valle di queste interviste abbiamo quindi prodotto un questionario che vorremmo somministrare a produttori di indicazioni geografiche per raccogliere a livello di singola azienda, quindi singolo produttore, non solo quanto osservato in tema di cambiamento climatico, quindi qual è l'impatto registrato, osservato direttamente sul campo negli ultimi anni, ma anche quali sono state, a livello appunto come vi dicevo di singola azienda, di singolo produttore, le attività di adattamento al cambiamento climatico implementate. E ovviamente tutto questo ci consentirà alla fine del progetto di avere una più chiara definizione dei livelli di rischio, quindi dell'intersezione tra esposizione, pericolosità e vulnerabilità dei diversi sistemi produttivi, quindi non solo valutare e quantificare il rischio che si osserva nei vari sistemi produttivi, ma anche le principali misure di adattamento che già sono state implementate e come gli operatori pubblici, noi università per parte nostra, ma anche e soprattutto le amministrazioni locali, possono, tramite politiche di supporto, aiutare la transizione e aiutare l'implementazione di misure di adattamento al cambiamento climatico, perché ovviamente le barriere all'adattamento stesso sono importanti e quindi occorre, come dicevamo anche prima, una visione sistemica e un approccio sistemico all'analisi. Ora passo la parola ad Anna che ci presenta i primi risultati e poi entrerà nel dettaglio del questionario che vorremmo somministrare ai produttori. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, per introdurvi al contesto vi presento molto brevemente i risultati che abbiamo ottenuto fino adesso. Come prima cosa abbiamo cercato di raggruppare i diversi DOP AGP che sono prodotti in Regione Veneto, basandosi su analisi delle disciplinari di produzione, anche su dati statistici come la quota di produzione in Veneto e la data di registrazione che vedete qua in tabella. Quindi abbiamo individuati
6 gruppi di DOP IGP in Veneto. Il primo cluster sono tra virgolette piccole DOP, piccole perché la quota di produzione in Veneto è relativamente bassa. Dopo ci sono grandi formaggi che hanno il vasto territorio di produzione, DOP recenti che sono registrati a partire da anni 2000. Dopo ci sono le opportunità non sfruttate, sono quelli DOP IGP che secondo il disciplinario possono essere prodotti in regione Veneto, però effettivamente la quota di produzione in Veneto è quasi nulla. Poi ci sono IGP vegetali di lunga data e IGP vegetali recenti. Quindi a base di questi clusters dopo siamo concentrati sul livello territoriale, basandoci su dati statistici a livello comunale, come per esempio la densità di popolazione, le caratteristiche geografiche, la produzione effettiva il numero di DOP e IGP che possono essere prodotti in Veneto e che sono effettivamente prodotti. Quindi abbiamo individuato questi altri cluster, ma dei comuni, e combinando questi dati con dati meteorologici, ad esempio la variabilità delle temperature media annuale, anche hazard, quali sono eventi estremi che sono accaduti in Veneto negli ultimi 10 anni, e anche il rischio di alluvione e di frana, abbiamo identificato le aree, i territori che possono essere maggiormente esposti al cambiamento climatico. Qua vedete quindi le aree che sono più esposte al cambiamento climatico sono identificate in questa mappa con il rosso, sono aree di produzione di DOP di origine animale. Dopo ci sono i prodotti IGP articoli, quindi le aree arancione chiare, e le aree arancione che sono evidenziate con arancione scuro. Queste sono le aree di produzione di DOP di origine animale. La seconda parte del nostro progetto si concentrava sull'analisi qualitativa, quindi abbiamo fatto delle interviste approfondite e dei focus group con alcuni consorzi di tutela, produttori, organizzazioni di produttori, per avere un primo sguardo sugli effetti del cambiamento climatico e sulle pratiche di adattamento che sono implementati. Abbiamo identificato che a livello aziendale tra le pratiche più comuni adottate, tra le misure più comuni sono l'introduzione dei nuovi sistemi di irrigazione, per esempio a goccia, a gravità. Nelle DOP IGP che sono basate sulle culture annuali c'è il cambio delle date di piantagione, invece per i DOP IGP che sono di origine animale c'è l'introduzione dei sistemi di raffrescamento. Poi a livello di sistema, diciamo, abbiamo identificato che i consorzi hanno un ruolo molto importante nell'affrontare il cambiamento climatico a livello di sistema. Per esempio spesso alcuni consorzi hanno già cominciato gli studi e l'introduzione delle nuove culture, delle nuove varietà che sono più resistenti ai effetti del cambiamento climatico e anche delle modifiche dei disciplinari di produzione. In questo periodo il nostro obiettivo principale è di raccogliere i dati più strutturali a livello aziendale attraverso questo questionario online, come Francesco ha notato, che è possibile completare questo questionario online scansionando il QR code che vedete qua. Quindi la nostra sfida principale è di raggiungere adesso i produttori che sono aderiti allo schema DOP IGP, quindi chiederemo cortesemente ai consorzi di tutela di aiutarci di distribuire il nostro questionario, anche se ci sono i produttori che aderiscono allo schema e che ci stanno ascoltando adesso, di aiutarci di raccogliere questi dati. Per semplificare il compilamento del questionario vi parlo brevemente di cosa si è composto il questionario. Allora, nella parte introduttiva vi chiederemo per procedere bisognerà accettare la nostra politica su privacy cliccando sul bottone sotto.
Dopo il primo blocco delle questioni è dedicato alle caratteristiche strutturali delle aziende. Si potrà salvare i dati del questionario in qualsiasi momento cliccando sul bottone a destra in alto, ma chiederemo cortesemente se è possibile di rispondere a tutte le domande, perché veramente è molto importante per la qualità di risultati. Dopo ci saranno le domande sulle DOP EGP, quindi ci vorrà scegliere uno di DOP EGP nella lista. Dopo ci saranno il blocco di domande sulle percezioni e osservazioni sul cambiamento climatico, dove vi chiederemo anche di valutare l'effetto di ogni evento estremo, ad esempio siccità, sulla produzione dell'azienda. E dopo altro penultimo blocco sarà dedicato sulle pratiche di adattamento, e l'ultimo blocco sarà dedicato sull'informazione sull'intervistato, quindi le informazioni demografiche. Ecco, saremo presenti qua fino alle 6 più o meno, quindi se avete qualche domanda o se avete qualche difficoltà di riempire il questionario online, possiamo anche fornirvi il questionario stampato. Grazie. Grazie mille, appunto se avete delle domande o delle curiosità, semplici appunto punti di vista che pensate sia opportuno integrare in questo approccio, saremo qui a disposizione per rispondere alle vostre osservazioni. Grazie mille di nuovo.